L'ordinanza è già stata firmata, è la numero 25 del 12 novembre 2020. Arqua Petrarca difende il suo centro storico dall'invasione del fine settimana e sabato 14 domenica 15 novembre pone un limite massimo al numero di ingressi, 1400 persone. Saranno posizionati proprio agli ingressi delle aree pedonali praticamente del centro storico, quindi tutta quella che è la parte dove la gente cammina a piedi, ecco lì agli ingressi saranno posizionate le persone che con appositi anche abbiamo acquistato anche, vabbè, una stupidaggine dei contapersone, cercheremo di tenere un calcolo anche di quante persone sono entrate, di quante entrano e di quante escono. A presidio dei varchi le forze dell'ordine e la protezione civile chiamate a evitare il ripetersi del caos dello scorso fine settimana, quando sono saltate tutte le regole del buon senso prima che del distanziamento, con i residenti costretti per paura a restare chiusi in casa. Arquata la sua conformazione perché le strade e i vicoli sono abbastanza stretti, si è creato veramente un problema perché la gente si era ammassata e nonostante noi abbiamo dato i plateatici la possibilità alle attività del centro storico di uscire con i plateatici e allargato queste aree anche, si trovava la gente magari a mangiare e flotte di persone che passavano mezzo metro. Un'ordinanza che per ora si limita al prossimo fine settimana. Vedremo in base anche alle condizioni meteo, vedremo un attimo per le domeniche successive. Domenica però è previsto bel tempo, sabato e domenica è previsto bel tempo, quindi vuoi perché la gente pensa sempre che sia l'ultimo weekend libero, cioè che può uscire e la gente si muove. Giustamente capisco le persone che hanno voglia anche il desiderio di uscire, però cose come sono successe domenica scorsa non devono più ripetersi.